Se no mi sta il piede di Zielinski comunque. Gol, 2-0. Troppo pesante. A me frega un cazzo, siamo stati primi lo stesso, è finita. Finita? È quasi finita, Un po' troppo severo come risultato. 2-0 bugiardo. Abbiamo giocato bene. Bugiardissimo. Vabbè, partita finita ragazzi. 2-0, passiamo come primi, meritatamente, anche se questa partita secondo me Io meritava però un fare una pareggio cosa. contro sempre. Applausi al Napoli. No, grande Napoli, Grande Napoli. Sta giocando cazzo, se l'era meritato il gol. Peccato. Però passiamo come primi. Ci sta. Cazzo sono fantasy gol. Primi! E questo è l'importante. Ma che godete? Dai, tutta Italia godo. Godono in chat, Sì, che sì. godono, che godono. No, perché già ho letto, qualcuno pensa che questo può rappresentare l'inizio del crollo del Napoli. Sì, ciao. Non hanno però visto la partita, perché per quello che ho visto io, Vedete per la quello che abbiamo visto partita, tutti, è stato un ottimo Napoli, abbiamo giocato anche bene. Anzi, nella prima parte del secondo tempo meritavamo anche Vabbè, pareggio. comunque diciamo che il Napoli non meritava di perdere, però Liverpool e Ville ci sta la perdita, dai. Siamo stati fermati. Primo un po' tempo davanti di al gol. gestione, secondo qualche palla ce la siamo mangiati con VAR, quello là era di Ragupiatti, invece sì. tirava al volo là. Peccato. Gol di Ostigard, mezza spalla in fuorigioco. Se purtroppo è fuorigioco si deve chiamare, ci sta. Grazie Simone. Mi dispiace solo per Ostigard perché veramente se lo meritava. Il Napoli, Tra l'altro poi ha tolto un altro gol a Salah nel finale. Il Napoli ha fatto una grande Allora, partita. voi eravate convinti con Napoli, dicevo tutti il partito. Ci doveva stare la prima. Ci doveva stare la... Anzi, Questa è una sconfitta Rigore di Kvaratskhelia. meritata. In che senso? Abbiamo fatto prima un 12 abbiamo 25 partite in Champions, cioè pensi che Napoli Liverpool ha fatto una bella prestazione. e poi tra l'altro non dimentichiamo che Questo loro, è forte. tra l'altro non dimentichiamo che Sempre. loro all'andata hanno perso 4-1 in casa nostra, quindi volevano un attimo dire la loro anche in casa loro. Va bene così. Va bene così. Napoli Bravi secondo me ha fatto ragazzi. una delle migliori prestazioni, ma perso il 0. Sì. Però meglio perderla oggi che sabato. Sì, secondo me se l'abbiamo detto pure prima di cominciare il video, la live, secondo me sì. Se doveva arrivare una sconfitta era meglio oggi. Meret stava dentro la porta, questo Ti è... dico, secondo me prima un po'. Meret stava già in porta, non lo so. Vabbè, comunque. Peccato. È andata così. Ricordatevi che i campionati si vendono anche con i portieri forti. Anche se ha giocato bene, anche se ha giocato bene. Stasera penso tutti, secondo me migliore in campo tra Ostigard. Kim e Olivera. No, io dico Ostigard. Ostigard. Secondo me. Forse nel secondo tempo ha giocato ancora Kvaratskhelia al meglio. primo tempo ha giocato bene. Osimhen ha fatto Pure sportellate. con Fopolo, Kvaratskhelia. Secondo me si Kvaratskhelia contro Polonarind ha partito diversamente. Politano. Così e così. Ma passa fascia, il Pato è buono, ma pure lo Zano. Sì, non è entrato bene. Non me pure mi è piaciuto, anche Savara che gioca sempre senza Geni, però alla fine fa Sì, sempre la sua secondo me partita. Sandro il giudizio verso positivo. Olivera, grande partita. Ma adesso quindi chi possiamo beccare? Il club Brugge, Porto? Il Club Brugge, Porto e vanno alla Nostacci. L'Inter no, Francoforte. Francoforte. Uno fra Milano, no, Milano perde da Gisburgo. Allora, come la vedo la Juve? La ma Juve gioca tutto tutto sulla quanto. carta la Paris Saint-Germain è più forte. Oh, se la Juve in Europa League Va bene così, guarda. ha davanti Paris Saint-Germain. Un bacio forte ragazzi, chef. Eravamo anche su YouTube post partita. Ah, no, non ho visto. Vabbè, un saluto comunque anche. Si meglio forte! Ciao ragazzi, sempre Forza Napoli, voglio sempre nel bene e nel male, la sconfitta ci può pure stare. In parole posso dire che Napoli ha giocato bene. Anzi, Testa orgoglioso. a Bergamo sabato. Orgoglioso di Si questo. può così a Bergamo, vicino a mano aperta, gioca a visto, vicino a mano aperta.
Speriamo bene. Oh, qualche anno fa non ce la giocavamo così sta partita, ne parlavamo prima. Qualche anno fa questa partita la metavamo facevamo il turnover. Siccome è una battuta adesso ci può stare, però io sono sempre convinto, non voglio Ma critica, solo non è una sì, critica. Secondo me ci sta l'errore portiere, di 5 del Brutuccio. Perché allora quelle palle non si ammaccano così indietro. Ma è difficile, giusto? In piena in da porta e tu fuori. E invece sistemo tutto cosa. Siamo tutta io che voglio dire, e quello sono attimi di paura. Quelli sono attimi di paura. Ma posso pure sbagliare. Per carità, Anche se ma però abbiamo visto che il Napoli stasera non ha avuto paura, anzi. No, cioè, io sto la- parlando no, del solo del portiere, portiere, solo del portiere. No, però dico in Perché generale. tu, cioè, io da paura di la pallonata in faccia quando uno ti va, tu pigli e ti E ti metti indietreggi. indietreggi, bravo. Ma no. Va bene così ragazzi. Sì, sì, prima potevamo perdere, non fa niente. Abbiamo perso oggi che non serve a niente. Loro stanno tutti esaltati e tutti casati, però va bene così. Passiamo da primi. Però Complimenti posso al dire una bella Napoli. partita, ragazzi. Sì, abbiamo giocato una bella. In generale è stata una bella partita. Ci aspettavamo un gol, chef, Con la scena devono volare, la fuori gioco con una spada, là, ma comunque là. Senza considerare pure il rigore, che non è stato proprio interpellato, là, quello là Silvana all'inizio. Secondo me ci sta il rigore, vabbè comunque. Sportellato, Pandero. Dovevamo vincere, in realtà credo che il pareggio era il risultato più giusto. Va bene così, voglio. Sempre Forza Napoli. Ma Prossimo non ti mettono pari nella porta. Chi lavora troppo? Cioè, ma